cinquantino mi portava via dai guai, invece di svoltare a scuola andava giù alla ferrovia. 2 minuti di paura, poi pronti via. La mia moto scorre piano sulla 526, attraversa dei profumi che poi un metro dopo non li senti più. Io respiro e mando giù, prima di perderli che non si sa mai. Da lontano un'altra moto sta venendo verso me, alza il braccio, fa un saluto, che bello è, mi fa sentire che basta un giorno così a cancellare 120 giorni stronzi, basta un giorno così a cacciarmi via tutti gli sbattimenti che ogni giorno sembra sempre di più, ogni giorno fan paura di più, ogni giorno però non adesso, 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 e c'è un giorno così, giorno così, giorno così, giorno così. La mia moto scorre piano piano fino in città, il sole tra non molto tramonterà, mi fermo al rosso del semaforo che mi dà tempo ancora un po', prima che la moto torni al suo garage. Il bambino su quell'auto guarda indietro e vede me, alza il braccio e fa un saluto, che bello è, fa sentire che basta un giorno così a cancellare 120 giorni stronzi, basta un giorno così a cacciarmi via tutti gli sbattimenti che ogni giorno sembra sempre di più, ogni giorno fa paura di più, ogni giorno però non adesso, 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 e c'è un giorno così. Mi raccomando, vacci piano, non farmi stare in pensiero. Ciao. Questa è la mia città. Oddio, forse sarebbe più giusto chiamarla cittadina. Sì, perché non è poi molto grande. Però è la mia. Nel senso che in queste strade ci siamo cresciuti, miei amici ed io, condividendo ogni esperienza fin da quando eravamo ragazzini. Come allora, anche oggi il nostro punto di ritrovo, la nostra tana, la nostra seconda casa è il mitico Jolly Blue. E come allora, anche oggi Baldo ne è il leggendario proprietario. Solo che da qualche giorno sembra meno allegro del solito. Sono mesi che non pago l'affitto. Qua se non ottengo quel prestito è finita. Mio figlio non so se ce la farà. Va bene, la saluto. Baldo? Baldo, fame? Baldo? Sì. No, dove Sì. eri? Vuoi farmi morire di fame? Dai, fammi il solito panino. Il solito panino, cioè solito nel senso che non lo paghi neanche stavolta. E questi sono i miei amici. Con molti di loro mi conosco da una vita. Non è certo un bar alla moda, ma per noi è il migliore che c'è. Sembra che non succeda mai niente e invece succede sempre qualcosa. C'è nessuno? Ciao. Dimmi. Dovrei telefonare? Hai dei gettoni o una scheda telefonica? Cosa siamo in una parca? La scheda. Grazie. Ehi, carina la canarina. Ti ha chiesto? No, adesso. Ciao. Sai anche dov'è Villa Prandi? Villa Prandi. Villa Prandi. Lo sappiamo noi. Prova a sentire dai ragazzi. Non è che loro te lo dicono, non lo so, magari che loro lo sanno. Ciao ragazzi, sapete dov'è Villa Prandi? Ciao. Sì. Dunque. Ma cosa stavi guardando? Kim, smettila. Ne arrivano altri due, oh.
Solo con voi? Logico. Sì, vabbè, allora ditelo. C'è fuori il pullman di Miss Italia e non ce ne eravamo accorti. Ciao. Perché non li accompagniamo noi alla villa? Max? È un po' un casino. Se lo viene a sapere... Se lo dite a noi, ci andiamo da sole, non è un problema, eh? Da sole, no, ma che brutte parole. No, poi è difficile da trovare. È difficilissimo ed è pericoloso. Allora, ci dite dov'è Villa Prandi, sempre che lo sappiate, o ci dobbiamo arrangiare? Vabbè, dai, andiamo a prendere Cisco che lui lo sa di sicuro. Cisco! 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 Cisco, cazzo! Dai! No, ragazzi, scusatelo, con quella parola voleva dire... Io so bene cosa vuoi dire. A me questa ci sta. Scusa, volevo dire che... No, lei voleva dire che si sta facendo tardi. Quando cavolo arriva sto Cispo? Cisco, si chiama Cisco. Vabbè, Cisco. Cisco! Cisco! Che dicevate, Villa Prandi? Della... C'era detto 8:30 puntuali al bar, però lo sapevamo già. Che tra una cazzata e l'altra c'è Cisco che passa in bagno un'eternità. Tutti in macchina, la festa è lontana e poi dalle tipe ci aspettano. Oh ragazzi tranquilli, questa è una volta sicura, basta che non ci perdiamo. Pronta per casa di Dio, stiamo volando alla festa. Pronta per casa di Dio e siamo già là con la testa. E le troveremo già sulla porta e poi con il tacco alto e la gonna corta e noi con il groppo in gola e il cuore che batte le faremo ballare per tutta la notte. Ci scaldocchia la cartina poi dice no, stiamo andando a far culo. Te l'ho detto dovevamo girare là, guarda sono sicuro. Lo sapevo che sarebbe finita così, siamo teste di cazzo noi. Basta uscire più di 10 chilometri che noi stronzi ci perdiamo. Pronta per casa di Dio, ci stiamo perdendo la festa. Pronta per casa di Dio e stiamo uscendo di testa. Non le troveremo più sulla porta e poi niente tacco alto né gonna corta e noi con il groppo in gola e il cuore che batte ci faremo menate per tutta la notte. Baldo! Baldo, me lo fai un panino? Oh, i Playboys. Allora, con quelle 4 ieri sera? Beh, insomma, da paura. Sì, vabbè, ma com'è andata a finire? Vabbè, non si poteva mica pretendere. Beh, certo. Non le conoscevamo, La prima non le conoscevamo sera. bene. Non lo conoscevamo, cioè, non ci avete combinato niente. E mi vuoi far credere che sia stata precauzione? Beh, guarda, se fosse dipeso da loro. Eh sì, perché come dico io, evitate i rapporti occasionali. Ragazzi, ma se voi evitate anche quelli occasionali, sapete cosa vi rimane? Il 5 contro 1 vi rimane. Dato, ma che ridi? Sei entrato nel Guinness e ridi. Buongiorno.
Sono l'avvocato della proprietà. Come vede, in base alla legge 147 del 22 marzo 1983, articolo 15, e considerate alcune sue, inadempienze, la proprietà si riserva di considerare scaduto il contratto di locazione ipso iure. Ipso iure? Sì, ipso iure. Adesso controlliamo lo stato dei locali, perché a partire dal primo giorno successivo alla data di scadenza direi simpatico, eh? Sì. Come stai sono attaccato all'orecchio? Ragazzi! Oh, ragazzi, ma che avete visto uno zombie? Magari! Oggi per me è un giorno importante. Perché? Perché vado a casa dei genitori di Anna! Non mi sposo, ragazzi! Vado a casa dei genitori di Anna, così sono più tranquilli. No, guarda Michele, se ti presenti così li traumatizzi e non la fanno più uscire. Basta, anzi, Cisco, che ore sono? 12, 28 e 16 secondi. È tardi perché io dovrei essere lì. Daniele, 12, 28 e 16 secondi. È megl'ora del mito. Il mito! Ragazzi, vi ricordate cosa fa quella? È commessa nel negozio di pellicceria. Sì, vende pellicce. Vende animali morti. No, scuoiati. Ragazzi, io mi meraviglio di voi. Ma che c'entra se fa la commessa in una pellicceria? Vabbè. Ma bisogna pur lavorare, no? E lasciamola vivere. E lasciamola passare. Ma è uno puntuale? Anche troppo. Comunque fra un quarto d'ora io mangio, no, Giovanni, no. Mangi poi quando te lo dico io. Stiamo aspettando il fidanzato di tua figlia. Bello, non ti passa che sicuro da tu. Vuoi la bicicletta e vuoi per andare cazzi tuoi. Livello 1, pupazzo patetico, vestito a festa a luna, pranzo dai suoi. Signora sa una pasta al forno, così non l'ho mangiata mai. Livello 2, l'interrogatorio, ma con mia figlia tu che intenzioni hai? Lei ha bisogno di uno serio, spero non ci deluderai. Poi di corsa dagli amici del bar, almeno per mezz'ora un po' di tranquillità.
Ah, dimenticavo, ho un hobby, o meglio, una passione un po' particolare. Scrivo canzoni, cioè faccio del mio meglio, poi non so. Per registrare i provini dei miei pezzi vado a casa di Paolo, che mi aiuta anche negli arrangiamenti. Allora? Cosa ne pensi? Ma guarda, l'unica cosa, forse un po' la velocità. Hai ragione, è ancora un po' lenta, eh? Devo aumentarla, qualcosa che tiri ancora di più, qualcosa... Paolo, oltre ad essere l'eterno fidanzato di Francesca, è anche un bravissimo musicista dance. E ai miei pezzi, che sono melodici, un po' di botta gli va bene. Ma questa canzone che ho scritto con Mauro la immaginavo molto più lenta. Non so come mai. Ecco, vede, questo è l'ultimo modello della collezione Arcobaleno. Non so, mi sembra un po' frivolo. È per mia zia, è una persona anziana. Ah, per la persona anziana? Sì. Allora, penso che questo potrebbe andare benissimo. Ma scusi, sa, per una persona anziana questo, per mia zia, ma questo va bene giusto per me. Signorina De Santis, quale piacere. Ha visto i nuovi acquisti? Sì. Si accomodi, dopo l'accompagno. Grazie. Anche oggi abbiamo il nostro pirata. Pirata? Ah, per l'orecchino. L'orecchino. Me la tolgo. Subito. Subito. La gomma. La gomma. Me la tolgo. Veda lei. Ma cosa fa? Ma se la mette in bocca, ma la butti giù. Poi facciamo i conti. Buongiorno. Dovrei comprare una cravatta. Ma tu non sei Beatrice? Sì? Non ti ricordi? Noi ci siamo visti al bar. Ma certo. Tu sei Emilio. Enrico. Vabbè, Enrico. Sì. Vabbè, comunque dovrei comprare una cravatta per mio nonno. Pensavo che non ci saremmo più rivisti e invece la cravatta del nonno è una coincidenza splendida, no? Anzi, pensavo che questa cravatta regimental potrebbe andare benissimo. Va bene, la compro. Mi sembra molto competente lei. Grazie, sei stata carina. Figurati, mi diverto. Grazie. Tieni. Senti, ma quando è che possiamo rivederci? Certo, poi da cosa nasce cosa, guarda che la tecnica già la conosco. No. Amicizia e rispetto. Credi veramente nell'amicizia? Nell'amicizia tra uomo e donna? Sì, certo. Ma allora sei fantastico, Emilio. Enrico. Vabbè, sei fantastico lo stesso, Enrico. Allora ci vediamo stasera, ti va? Ma certo, scherzi. Ma ce l'hai la macchina? Oh sì, ce l'ho. E allora usciremo di sicuro. Aspetta, ti lascio il mio numero di cellulare. Grazie. Tieni. Allora... No. Amici. Amici. Ciao. Ciao. Ma la cravatta non l'ha pagata. L'amicizia è fra me e te. Bravo. Fra te e Cisco. Fra Cisco e me. Fra me, te e Cisco. Tato, ma che stai a dire? Enrico, l'amicizia è più sicura del teorema di Pitagora. Se tu sei amico di una donna, ma non ci combinerai mai niente. Mai niente. Stai. Non capisco che gli fai quando arrivi in mezzo a noi. Tutti i miei amici si dileguano e vengono lì. Prendo un posto accanto a te, accanto ai tuoi capelli che hanno quel profumo e il balsamo sei tu. Che mani tutti qui ci provano, aspettano il tuo segno, intanto sperano che dal tuo essere amica nasca cosa, però non si ricordano il principio naturale che la regola della
capire che la regola dell'amico non sbaglia mai. Se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente, mai non vorrai rovinare un così bel rapporto. La regola dell'amico proprio perché sei amico non combinerai mai niente, mai niente, niente, mai non potrei mai vederti come fidanzato. Mentodent ha inventato un chewing gum. Actigam. Vedrai che ti piace. Che bella cosa sei, non mi era capitata mai. Sentirmi bella, sentirmi di nuovo viva. E fa più sia per te l'estate, nel caldo passerà, fa più sia la musica che il tuo silenzio. Stupisciti. Il brutto anatroccolo. Domani sera 20:45 Italia 1. Ti innamorerà. Che il bello sia con te. Il mondo degli elettrodomestici dà il benvenuto a Euronics, la catena con più punti vendita in Europa. Euronics. Funziona? Preparati a volerne una. C'è un modo più semplice per ridurre la tua bolletta. Tele2. Di giorno un minuto costa solo 160 lire più IVA in tutta Italia. Notte e weekend ancora meno. 800 22 10 22. Chiama subito per l'attivazione gratuita. Tele2, il risparmio è pronto. Amici, ecco i Viva 2000! Super sorprese solo per questo Capodanno! Il jukebox suona davvero! La torta si illumina! Facciamo festa insieme! Che effetti speciali! Con Kinder Sorpresa il 2000 vi darà solo belle sorprese! La scienza ha manipolato il predatore perfetto e lo ha reso più astuto dell'uomo. Grosso errore. Blu profondo. Toglietemi tutto, ma non il mio brain. Da che mondo è mondo, Amaro Ramazzotti, l'amaro positivo. Questa è la nuova Citroën Saxo. Agile, scattante, confortevole e soprattutto molto sicura. Pirata! Nuova Citroën Saxo da 14.900.000 lire. Con internet il mondo è più vicino. Con Virgilio è più bello. Virgilio.it. Open this world. Scopri la convenienza garantita da Troni. Abbonati a di più. Avrai in regalo 20 spettacoli in pay-per-view. Troni, non ci sono paragoni. Tata, siamo fuori a cena. Fuori a cena. Proprio Giorgio, così classico, solo piatti saporiti con dado classico. Poi Davide, vegetariano, solo ricette di verdure con dado vegetale. E Federico, palato delicato, ricette leggere con dado delicato. Io esco. Resto. Vado al... Sicuro?
Sarò in ritardo. Dado Star, classico, vegetale e delicato. Ad ogni ricetta il suo sapore. Signori e signore, benvenuti su Marte. Non possiamo lasciarlo in giro, sa troppe cose. Hai cancellato la tua identità e ne hai impiantato un'altra. Se io non sono io, allora chi diavolo sono? Dovete consegnarmi Quaid vivo per un nuovo impianto. Arnold Schwarzenegger, atto di forza. Venerdì alle 20:45 su Italia 1. Allora, quel tipo al ristorante era solo un amico? Me lo giuri? Me lo giuri? Non scherzare. Guarda che sei stata tu a mollarmi. E poi ti ritrovo con quel tipo lì al ristorante. Quello era solo un amico. Era un vecchio amico, va bene? Sicuro? Sì. Ma sì. Perché ci vedono. Michele, ci vedono. Mi ami? Una canzone d'amore per farmi ricordare, una canzone d'amore per farti addormentare, che faccia uscire il calore che non ti so spiegare, una canzone d'amore solo per te, solo per te. Evviva gli sposi! Del mondo. Ragazzi, devo prepararmi a fare il video del matrimonio? Magari, Daniele. Oh ragazzi. Beh? Ragazzi, qui il bar ha dei problemi, Bisogna che ci inventiamo qualcosa per dare una mano a Baldo. Ma cosa dici? Dico che se non troviamo dei fondi alla svelta, qui, fra un po', si venderanno pellicce di leopardo. Pellicce? No ragazzi, bisogna fare qualcosa per salvarlo. Bravo! Lo sanno tutti che il leopardo è in via di estinzione. Se il bar non paga gli affitti arretrati, qua si chiude e subentra la pellicceria. L'ho detto io. Oh, povero Baldo. Oh, come se non avesse avuto già abbastanza problemi con suo figlio. A proposito, Alex? da quando è uscito dalla comunità non si è quasi più visto. Baldo dice che è in giro per affari, però secondo me c'è qualcosa di strano. Sì. Basta ragazzi, bisogna fare qualcosa. Ragazzi, abbiamo la soluzione. Abbiamo chi? Cisco, dai. Io Ma... voglio organizzare una cosa grossa al bar. Ma che cosa? Biglietto d'ingresso e consumazioni garantite. Sì, ma una cosa. Una grande festa concerto. Canterà Max. Grande idea, grande pubblicità da verrà un casino di gente. E poi diremo che ci sono delle cameriere col culo da fuori. Cisco, no dico, avete gli orologi fermi. Ma perché? Che c'è? È quasi mezzogiorno e mezzo. Cazzarola! L'ora del mito! Pronto? Chi? Ciao. Ma chi sarà mai? Chi lo sa? Radio Taxi attenda Enrico 2 in 5 minuti. Enrico 2 in 5 minuti. Certo, parto tra 5 minuti. Ciao. Era Beatrice. No! Come Beatrice? Mi ha chiesto se le accompagno. Le accompagno? Cioè, lei e chi? Lei e le sue amiche a una festa al mare stasera e pare che sia una cosa mega. Mamma mia, sai che assortimento te fate? Ma, no, allora siamo costretti ad andare. Chiaro. Nella notte, nella notte, nella notte. Ti sembra di volare
vede proprio quando il poeta dice amor, canullo amato, amar perdona. Porco cane. Che Ciao! Tantissimo. Beh, pure tu sei bellissima, sempre bella. Grazie. Senti, ci vediamo dopo. Poi con lui e poi ciao. Scusami un amico, stavi dicendo? Ma tu credi alla regola dell'amico? No. Secondo me ci può essere benissimo l'amicizia e poi anche l'amore. Daniele, così la luce va benissimo. Eccola! Oh, ma quella non è Kim, quella dell'altra sera. E tu continua a riprendere che ci penso io. Modestamente nel rimorchio sono da Olimpiadi. Sì, ne becchi uno ogni 4 anni. Beh, guarda, sempre meglio da Olimpiadi che da Giubileo come te. E comunque continua a riprendere che ci penso io. Signorina, mi scusi. Ma va più là! No, è che stiamo cercando delle facce per un video. Stai cercando le facce? Sì. Allora di a lui a tirare più su la telecamera. Così mi sembra un perverto. Daniele, su quella telecamera. Brutto perverto. Ah, ecco chi siete. Quei due che l'altra notte siano perduti per la campagna. Sì, però possibile che tu non l'abbia ancora riconosciuto. Danny Casting. Chi? Ma sì, Danny Casting. Giornali, televisione, radio, fumetti e videoclip. Ah, fate video musicale. Perché so anche cantare. Sono vocalist. Come si dice in italiano? Io sono una cantiere. Oh, Cisco! Ma stai. Allora, tu pensi io buono per parte? Sì, cioè mi sembra... Sì, no, anzi, no, buona. Ho già un'idea, anzi. Stai guidando la tua macchina, l'asfalto nero taglia il mondo a metà. La città alle tue spalle, l'ultima frontiera della civiltà. Il tuo motore starnutisce un po', si spegne tu nel panico che farai. Io arrivo in moto dalla polvere, te lo riparo, beve tutto ok. Peccato che non son così nei problemi meccanici. Non so distinguere un bullone da una brugola. Come posso fare? Voglio
mi faccio largo, la disinnesco io, taglio deciso il filo giusto e tu mi abbracci e gridi, voglio che tu sia mio, peccato che io in verità non ho ste grandi qualità, ma sono sicuro che ti amerei tantissimo, se ti può bastare, voglio farti innamorare tanto, voglio diventare il tuo unico eroe, voglio essere il migliore al mondo, almeno per noi due. Voglio farti innamorare tanto, voglio che se parli con le amiche di me possa dire come lui al mondo per me non ce n'è. Yeah! E se gli alieni ti rapissero? Amor, canulla amato, amar perdona. Ciao! Porco cane. Beh, vedo che i muscoli, stanno bene. Ciao. Oh, solo perché ci stai una volta pensano di poterti toccare tutta la vita. Ma non ti sembra maleducazione? Tutti uguali gli uomini. Ma come tutti uguali? No, tranne te. Di quanto è paranoica questa città, della sua gente e delle sue manie, 2 discoteche, 106 farmacie. Scusa, Ciao! Ciao. Oh, balli bene, eh? Ma Grazie. proprio bene! Guarda, scommetto che fai danza. Si vede. È vero? Oh, a me non mi sfugge niente, guarda. Io sono un ballerino. Ho fatto un sacco di cose, anche alla Rai. Anche la Rai? Sì. No, a vederti così veramente non... insomma, non si direbbe. Non ballo bene. E ci credo. Incidente. Ma dai, poverino, ma hai fatto un incidente? Eh sì, tibia, perone, femore e malleolo. Trac di colpo. Come è successo? Ero in macchina. Un camion da sinistra, boom! No, porca miseria. Tu lo sai, la Porsche è una macchina robusta, però fino a un certo punto. Ah, tu hai una Porsche? Allora sei messo proprio alla grande, eh? No, abbastanza. Non so, se magari può farti piacere possiamo andare in macchina mia a parlare di automobili, di danza. In macchina tua, certo, in macchina tua. Guarda, anche in macchina tua a me sta bene uguale, veramente. Ah, sì? Sì, sì. Sai cosa ti dico? Dimmi, baby. Que eres un c***os, que yo me voy, que eres un hijo de p***, ya te pillé. Tú eres de esos que viene aquí y quiere coger a las chicas rápidamente, me quieres ligar, ¿verdad? Me quieres llevar a tu casa, te quieres casa. No, eres un cabrón, hijo de puta, marrano, cerdo, 8, 10, vete porque te quiero volver a ver. Smettila, Michele, dai. Ma dai, Anna, guarda che oggi si parla così, Smettila, ci stanno guardando tutti, stiamo facendo una figura. Lascia che guardino, su. O la smetti tu o la smetto io, va bene? Non voglio passare per la ragazza di uno scemo. Va bene, ok, smetto io, me ne vado, sono stanco, vado a casa. Io la conosco. Se ti piace, beh, potrei distrarre il suo maschio, così te la intorti facile. A te non piacciono quelle già fidanzate? E poi, secondo me, con te Anna ci sta subito. Tato, siamo sicuri? Ma scherzi? Per un amico come te farei qualsiasi cosa. Per me l'amicizia è una cosa seria. L'amicizia è sacra. E poi, se mi prendi a lavorare con te, te ne faccio conoscere un casino di queste qua. Vado?
E come disse il poeta, amor... Beatrice! Beatrice! Ciao! Cavolo, ci ho scopato una volta e ogni volta che mi vede fa così. Ci avrò scopato una volta, forse due. Ma sei geloso? Ma scusa, io e te siamo amici, no? Ma guarda che c'è posto anche più in là. Sì, ma la festa è qui. Eh? La festa è qui. Ah, la festa è qui. Ascolta, andiamo al privé, lontano, no? Perché? Si sta così bene qui. Perché certe cose mi piace fare da un'altra parte. Ma se vuoi che tutti ti vedano, possiamo anche rimanere qua. Ma per chi mi hai presa? Vuoi girare il film tutta la notte? Dai, vieni con me. Metti giù quella telecamera. Bella festa. Di notte leoni, ma di giorno... Baldo, che festa che ti sei perso ieri sera. Da urlo. Sì, guarda, vorrei proprio saperlo cosa è successo ieri sera. Guarda, sì, sembra uno zombie, non lo so. Vabbè, stamattina siamo tutti un po' strani. Guarda che faccia che sei rincontri. La mosca nulla amato, amar per Sì, buonanotte. Guarda che mezzo dopo. Ragazzi, che serata, eh? Volete vedere cosa ho fatto alla festa? Dai, fai vedere, dai. Guardatevi la meraviglia. Facci vedere, maestro. Fazioso, un po' fazioso. Ma di tutto quello che c'è in discoteca, sempre lei. Oh, di me niente. Certo che potevi filmare un po' anche noi, però. Amico, va bene, tutto è così. Oddio. No, scusate, io ho lasciato la telecamera. Fermo. Oh, ragazzi. Ma quella lì non è Anna. Non so, sembra... Sì, è proprio Anna. Oh, quello è il losco. Chi? Il losco, lo stallone furibondo. Si vede che stanno parlando. Sì, infatti qua a mano mi sa che deve dire qualcosa ai dette. Non ci danno fottere. Ragazzi! No, Daniele, fermo. Cos'è sta roba? Oh ragazzi, è uno scherzo. Oh, se è uno scherzo ditelo, Oh, non mi fate mica ridere! Sta stronza qua. Vabbè. Adesso questa ce l'ho solo. Stronza. Che stronza! Era solo un'amica, me lo giuri! Era solo un'amica! Ma appena arriva io le spacco la faccia, Le spacco la faccia a quella stronza di merda! Ciao, Anna. Ciao Anna, un cazzo, ciao Anna. Non lo vedi che fa ciao? Non lo capisci da solo che ho avuto una giornata di merda e che ci manchi solo tu? Cosa vuoi adesso? Anna, io ti devo parlare, andiamo a casa mia. Andiamo a casa tua perché mi devi parlare? Ma parla qui, no? Se devi parlare, parla qui e fai in fretta che non ho tempo da perdere. Certo che parlo, brutta stronza, Vieni qui con questa faccia da santa a farmi le scene isteriche! Guarda che lo so che ti sei slinguazzata il losco, E lo sanno anche i miei amici, e sai perché? Lo sai? Perché ti hanno fatto un video! E tu che cosa mi dici, È vero. Come, vero? È vero. E vuoi saperne di più? No. E invece adesso ascolti, non mi toccare!
No, adesso ascolti, perché quando mi hai lasciato sola come una cretina sulla pista, si è avvicinato questo ragazzo e si è interessato a me e a un certo punto ci siamo baciati. Sì, ma vuoi saperne di più? No. L'abbiamo fatto in piedi contro la colonna e le mutande non me le ha neanche tolte. Cazzo, sai le... Hai capito? Le ha spostate. Anna, amore, ti prego. Hai fatto letto? Sì, lo faccio letto adesso. Aspetta. Non ce l'ho, Anna. Neanche il fazzoletto, ma uffa! È colpa mia, amore. Perdonami, ti prego. Sì, vabbè. Mentadent ha inventato un chewing gum. Actigum. Vedrai che ti piace. Andare avanti. In un programma ai confini della realtà, Non l'hai visto? No, non ho visto niente. uomini pronti a tutto Quanti anni c'ha? perdono ogni limite. 53, perché a 53 anni già pendere le palle al collo è una tristezza. Il nostro futuro, prima che lo schiacci lì contro quel... Adesso tu non puoi negare di non averla vista. Ma è un'emorragia di chiappe qua dentro, ragazzi. Meteo, giovedì 20:40, Italia 1. Da Perugina un'emozione mai provata. Un cuore croccante, un'anima morbida, un guscio di cioccolato. Emozioni Perugina. Il cioccolato è solo l'inizio. Anche in tavoletta. C'è un nuovo modo di bere il tè caldo. È Lipton Sun Tea. Tutto il sapore della frutta fresca in un tè caldo. Lipton Sun Tea. La frutta dà più gusto al tè. Vivi l'effetto Lipton. Questa è potenza. Scopri le più potenti pile Duracell. Le nuove Duracell Ultra. L'energia per più scatti, più musica e ultra prestazioni ovunque tu le usi. Nuove Duracell Ultra. L'energia di Duracell. Più vita. Ci sono persone per cui il benessere non è solo una questione mentale. È il benessere di chi ha scoperto il nuovo Gran Cereale Croccante, l'unico biscotto tanto ricco di cereali tostati, così croccante da regalarti un nuovo piacere a colazione. Gran Cereale Croccante, nuovo da Mulino Bianco. Amaro Montenegro, sapore vero. Girl, stand up, come on, throw your hands up if you got the feeling. Jump across the ceiling, jump around, jump around, jump around. Pronti a saltare con Jumpy? Fai il primo salto in internet. Con Jumpy l'accesso è gratuito, facile e veloce. Basta inserire il CD-ROM o venire nel nostro sito per scoprire i vantaggi di Jumpy. Chiedi il CD-ROM a questo numero verde. Fai un salto in Jumpy. Internet è gratis. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo cannone. Non sei la luce manca dove tu sei. Altissima, purissima, levissima. Ricola senza zucchero, una delizia naturale per la gola.
Come fare felice un elefantino? Prendetelo con voi. Con un usato che vale 0. Lancia Y sarà vostra con solo 15.500.000 lire interamente finanziabili senza anticipo. Contento lui, contenti voi. Fino al 30 novembre. Italia 1 e Radio 105 presentano gli 883 al 105 Night Express. Per ogni istante, ogni giorno, ogni attimo che mi è stato dato. Al 105 Night Express ci sono gli 883, mercoledì 23:10, Italia 1. Allora, Michele, come va? Con Anna tutto chiarito? Sì, tutto chiarito. Insomma, stiamo ancora insieme. Penso. E lo pensa anche lei? Sì, cioè... Ciao amici! Signori, Picasso ci fa una sega. No, Ma non era un falegname, era un pittore. Cisco, la smetti di picchiare Tino? Poverino, dai. Poverino Tino. Ecco, ascoltalo un po'. Poverino. Ma che cos'è? Sei in costume da bagno. Beatrice, dai, povero Tino. Pronto? Ragazzi, sicuramente un errore. Chi? Beatrice sta qua. No, scusa, parla un po' più forte perché non sento. Beatrice, sì, c'è. Ma tu chi sei? Ah, Beatrice, vogliono te. Ma chi è? Un certo Giangio. Giangio! Ciao Domenico, passamelo subito, pronto? Sì, Enrico, ti vogliamo da Giangio. Non ti sento, Giangio, pronto? Ci vediamo alla Rocca? Alla Rocca? Pronto? Pronto, non sento, pronto? Ma è tutta colpa di questo cesso di telefonino. Guarda che Beatrice c'ha proprio ragione. E tu bisogna che lo cambi sto telefonino. Se no come fa? Giangio. E va a finire che non la chiama più poi. Senti Enrico, mi accompagneresti ogni tanto alla Rocca, dai, ti prego. Cazzarola che belli state. Ma sono 42 km. Oh, dai, Cisco, saranno al massimo 38. Sì. Andiamo. Ciao. Ciao Enrico. Oddio, comunque bella. Buongiorno. Speriamo. È scoppiata una tubatura? No, è una cazzata di Tino. Siamo qui per vedere il locale. Guardate il locale. Però prima vorrei parlare un attimo. Adesso? Un attimo. Vabbè, andiamo un attimo di là. Cino, guarda un attimo. Dimmi. Un succo di frutta. Piacere, io sono Cino. Ciao. A che gusto? Albicocca. Succhino. Eccola l'albicocca, cocca. Mitica. Cisco, dai, dille qualcosa. Cisco, dai, sotto. Muoviti, Cisco, dai. Oh, ho capito. Calma. Vado. Hai paura? Signorina, mi scusi se va opportuno, ma... lei non è per caso quella ragazza che lavora nel negozio di pellicceria? Sì, sono io. Ah, e lavora proprio nel negozio di pellicceria. Potevi dire Vuole un bel coraggio. Perché? Lo chiedi anche. Scusa, sai quanti animali vengono ammazzati? No, spegnila. No, ragazzi, scusate, fate tanti ecologisti, gli amanti della natura, e poi solo perché c'è una bella ragazza. Ma no. Ha ragione. Anche a me dispiace moltissimo per tutti quegli animali. Ma il negozio di mio papà. Il negozio di suo padre. Ma non c'entra sul negozio di suo Ma padre. poi scusa Francesca, cioè un lavoro è uguale all'altro. Cioè l'importante è quello che uno pensa. L'importante è quello che uno fa. E scusate, voi cosa fareste se vostro padre avesse un negozio di pellicceria? Io farei la giovane marmotta. Hai la battuta pronta. Come ti chiami? Daniele.
Papà, mi presti la macchina, dai. No, ma non posso andare in motorino. Vabbè, stasera riposi, dai, papà. Tappetini nuovi, Arbre Magique, deodorante appena preso che fa molto chic. Appuntamento alle 9:30, ma io per non fare tardi forse ho cannato da Dio. Alle 9 sono già sotto casa tua. Papà, guarda, io una spia per te non la faccio più. Ma si trattava solo di una verifica. E poi, scusa, sono anche affari tuoi. Ma almeno hai guardato quello che ti avevo detto. Certo. E allora? Mi hanno detto che i locali sono buoni. Sono asciutti. No, no, papà, ti hanno detto proprio male. È tutto cadente, ci sono un sacco di crepe. E poi, asciutti. C'è umidità, ci sono gli scarafaggi. Ti dirò anzi che mi ha fatto un po' schifo il tutto. Ah. Ho capito, Annabella. Te ti sono piaciuti i ragazzi del giorno? Ma papà, abbiamo dei bellissimi locali a Pavia. Possiamo trasferirci là? Senti, Anna, la nostra storia non può finire così senza neanche provare. Michele, abbiamo provato 1000 volte. E poi stai fermo che mi fa schifo. Sì, va bene, però, cioè, insomma, uno si ritrova anche a vedere un filmato. E allora? Allora, la storia con l'osco è vera. Si chiama Gianni. Sì, va E bene. poi se è vera o non è vera, non è importante. Non lo capisci che tutto questo è successo per farci vedere che non possiamo andare avanti così? Lo capisci? Basta, Michele, per favore, non funziona. Non funzionerà mai. Amore, è colpa mia. Che schifo! Ma lasciami! Certo che è colpa tua. Adesso basta, però. Te lo chiedo per favore. Va bene, Anna, basta così. Come? Questa storia non può andare avanti, quindi finiamola qui, basta. Allora ci lasciamo. Ah.
Paghi tu? Sì. Il grande giorno, il giorno della festa al Jolly Blue. Tutti si stanno dando da fare. Ci siamo divisi i compiti. A turno staremo alla cassa, daremo una mano a Baldo al banco, animeremo la serata e che Dio me la mandi buona quando salirò a cantare. Carissima, figurati se faccio pagare te, accomodati. Ah, ma c'è pure lui. Vabbè, va. Scusi, buon uomo, lei non può. Mi scusi, eh? Ma come si permette? No, guardi che è lei che mi insegna che secondo l'articolo 7, comma 19, ipso iuve, non puoi entrare. Ma io pago. No, guardi, è un fatto proprio di incremento insito o escremento. Comunque lei sta fuori. Ma loro entrano. No, guardi che loro hanno prenotato già da 2 mesi. Io protesto. Non finisce qui. Azzoro, e placate. Tutti infiltrati, eh? Portoghesi, prego, 20.000 a persona. Accomodati, vieni. Ce l'hai i soldi? Ce l'hai i soldi? Dammi i soldi. Bravo, bene. Dai, Beatrice, dai, cacchio, che tardi. Su, dai, muoviti. No, ragazzi, non ce la faccio. Sto per svenire. È troppa emozione, Enrico. Non ce la faccio. Senti, non andare. Non andare? No, tu adesso vai su e per esempio e dici le battute come ti ho insegnato io. Ah, insegni le battute. Sei maestro di tennis? Sì, questo è il rovescio. Ma non esiste, ma controlla meglio. Se a Turnino deve esserci con la S. Mi dispiace, ma non si fanno eccezioni per nessuno. Lei deve pagare, altrimenti avanti un altro. No. Ciao Saturno. Oh, eccolo qua. Ma Tato, ma che fai? Lui lo conosco io. È un tale scout famosissimo. Cisco, lo sai, dobbiamo essere categorici. E allora io... Tato, il signore è una persona importante. Per Max. Oh, c'è un problema, ne vado. Ma che problema? Quale problema? No. Ho sbagliato io. Prego. Per colpa mia, scusa. Prego. Tato, ma che fai? Aspetta, signor Saturno, è tutto a posto. Prego. Grazie di essere tra noi. Signore, è con grande, immenso piacere in questa meravigliosa cornice vorrei introdurre con gioia una sicura promessa. Signori, Max Pezzali! Vabbè, dai, ci vediamo d'accordo quando vengo in negozio, Non c'è storia in questa città, nessuno si diverte, mai si divertirà. Lascia perdere tutta questa gente e non credere, di te non gli importa niente. Sono sempre pronti a giudicare tutto quello che fai, come ti vesti e con chi ti incontrerai. Ma non te la prendere, loro sono fatti così. Devi solo credere che un giorno te ne andrai di qui. Scendi nella strada, balla e butta fuori quello che hai. Fai partire il ritmo, quello giusto, datti una mossa e poi tieni il tempo, con le gambe, con le mani, tieni il tempo. Non fermarti fino a domani, tieni il tempo. Vai avanti e vedrai, tieni il tempo. Il ritmo non finisce mai. Non ti lasciare andare se non ti vuole più. Adesso se la tira ma non sa che tu stai quasi per decollare quando volerai. Faranno a gara se fare un giro gli farai. Scendi nella strada, balla e butta fuori quello che hai. Fai partire il ritmo, quello giusto, dati una mossa e poi tieni il tempo. Con le gambe, con le mani, tieni il tempo. Non fermarti fino a domani, tieni
funzionato a meraviglia. Il mio debutto è andato bene, ma non sapevo che alla fine sarebbe andata ancora meglio. Ciao Max, piacere. Complimenti. Pezzo fighissimo, gran voce. Oh, grazie mille. Ma lui è... Tu sei... È lui. Cisco non ti ho detto niente. Sono Saturnino, un agente. Ragazzi, una spia! Zitto. Ma lui è con voi? No, chi lo conosci? Beh, conosco molte persone in CGD, Virgin, Free Record, CGL, IRPEF, ricordi? No, io non ricordo niente. Beh, ragazzi, siamo seri, insomma. Te hai del talento, voglio farti fare un provino in una casa discografica. Chiamami. Grazie mille, posso telefonare allora? Assolutamente. Oh, Ciao, grazie di sei un tutto, grande. Ciao, grazie mille, ciao. Saturnino. Andiamo. Oh, grazie, Bravissimo. Cisco, grazie. Prego, Saturnino. A un certo punto ti sei reso conto che eri un alcolista. Una persona che beve non ammetterà mai che beve esageratamente. E la vodka è un motivo molto semplice, perché è un liquido incolore e inodore. Sembrava che avesse un bicchiere d'acqua sulla scrivania. Tu adesso sei un po' sbronzo, giusto? No. Daria Bignardi, Tempi moderni, mercoledì 20:45, Italia 1. Bellissima, eh? Altro che? Posso darle un'occhiata da vicino? Ma prego. Non ha un modello 4x4? Non puoi farlo nella realtà? Fallo su internet, con la potenza del processore Pentium 3. Entra sul serio in internet. Ehi, voi, dove credete di andare? Nel ferro da stiro. Da quando ci sono io, i pezzi di calcare come voi qui non ci entrano più. Ma tu chi sei? Sono Zero Calc, il filtro incorporato che distrugge le particelle di calcare come voi. E oggi il filtro Zero Calc lo trovate in un ferro tutto nuovo. Il nuovo Zero Calc Power. Zero calcare, ancora più vapore. Imetec, dove nascono le nuove idee. Una sensazione di purezza così intensa. Solo un nuovo Chief Oxygel con ossigeno attivo può darla. Nuovo Chief Oxygel, tutta la forza di milioni di microbollicine di ossigeno che aiutano a sollevare anche lo sporco più difficile per lasciare nella tua casa una nuova sensazione di pulito. Nuovo Chief Oxygel, la purezza unica dell'ossigeno attivo. Alle 2:36 del pomeriggio, l'astronauta dello shuttle perde all'improvviso il contatto con la base. C'è stata un'esplosione. Quello non è più suo marito. Johnny Depp, Charlize Theron, The Astronaut's Wife. Vai piccola, ti porterò a New York. Bonjour. Gatta! Donato! Rosa! Rosa! Ma quella chi è? Avessi contattato. Python, Trussardi. Your attention, please. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to the new millennium. Per te esiste solo lei. Dimostrale che l'amerai per altri 1000 anni. Un diamante è per sempre. De Beers. Che bella cosa sei, non mi era capitato
capita da me. Sentirmi bella, sentirmi di nuovo viva. Infatti sia per te l'estate, nel caldo passerà, ma che sia la musica che il tuo silenzio stupisciti. Il brutto anatroccolo, domani sera 20:45 Italia 1. Ti innamorerà. Che il bello sia con te. Jump around! Fai un salto in Jumpy. Internet è gratis. Allora, come stai? Tutto bene? Tutto bene un cazzo, tutto bene. Non lo vedi che faccia ho? Non lo capisci da solo che ho avuto una giornata di merda e che ci manchi solo tu? Mi chiedi di vederci per sapere se va tutto bene? Per farmi stare seduta come una cretina su una macchina ferma? Guarda che io non ho tempo da perdere! Sei impazzito! Ma potrò parlarti di me, no? Se io non sei il mio fidanzato. Il tuo fidanzato? Hai fatto male. Nel sangue. Sporcami la macchina, ti spacco in 2 anni. No, non te la sporco la macchina, scusami. Non toccarmi. Ti ho chiesto scusa. Non toccarmi! No, va bene, è colpa mia. Scendi dalla macchina. Cosa? Ti ho detto di scendere dalla macchina. No, non farmi scendere. No? Non vuoi scendere? Ti ho chiesto scusa. È tutta colpa mia. È tutta colpa mia. Amore, è tutta colpa mia. No! Vaffanculo, va. Uè, ciao Cinno. Oh, ma che voce hai? Ti sei drogato? Dai, passami Cisco, è lì? Sì, adesso te lo chiamo. Cisco! Cisco, c'è Max al telefono. Sì, è pronto? Oh, Cisco, faccio il disco, lo faccio! Oh, Max, sono proprio contento. Davvero. Vabbè, che entusiasmo. Anche Cinno prima un'allegria. Oh, ma che cosa avete lì? Siete tutti depressi. Qui va tutto male. Ma cosa c'è, Cisco? Qua il bar chiude. Il bar chiude? Baldo è sparito. E poi quel giornale. Il giornale? Ma che giornale, Cisco? Insomma, Alex. Alex cosa? Il giornale dice che è morto. Alex? Morto? Io non so più che dire. Non c'è niente da dire, Cisco. C'è niente da dire. Ti ricordi quell'estate, moto anche se pioveva, tentavamo un po' con tutti, cosa non si raccontava, ci divertivamo anche con delle cose senza senso. Questo piccolo quartiere ci sembrava quasi immenso, poi le strade piano piano ci hanno fatto allontanare. Il motivo sembra strano, non lo saprei neanche dire, solo ti vedevo qualche volta in giro con quegli altri. Tu che mi dicevi qualche sera passerò a trovarti, io che avevo i fatti miei. Ti ricordi quella con quegli occhi grandi che anche tu mi dicevi è troppo bella? Forse è stato il tempo, forse quella solitudine che ci portiamo dentro, però credimi se tornerai, magari poi noi riconquisteremo tutto come tanti anni fa, quando per noi forse la vita era più facile. Forse è stato il tempo, forse quella solitudine che ci portiamo dentro, troppo grande per noi. Ti ho rivisto stamattina sul giornale la tua foto, steso su quella panchina, non sembravi neanche tu
forse te la sei cercata, forse non sei stato forte, non mi importa ma non so se eri pronto per la morte. Io che ho sempre fatti miei con un'altra donna con degli occhi grandi che anche tu mi diresti è troppo bella. Forse è stato il tempo, forse quella solitudine che ci portiamo dentro, però credimi se tornerai, magari poi noi riconquisteremo tutto come tanti anni fa, quando per noi forse la vita era più facile. Se tornerai, magari poi noi riconquisteremo tutto come tanti anni fa, quando per noi forse la vita era più facile. Povero Alex. Sì, ma vedrai che Baldo si tira su. No, comunque ragazzi, se devo dire la verità, quando è andato via non mi sembrava così disperato. Tu non capisci niente. Come si fa a essere felici in un momento del genere? Guardati intorno. Una birra. È chiuso qua. Ehi, quello è il losco. Oh, quello che nel video baciava Anna. Sì, proprio lui. E che ci fa qui sto stronzo? Ehi là, buongiorno. Buongiorno a chi? Sembrava che salutasse te, Tato. Beh, e chi lo conosce? Qualcuno ha saltato. Cisco? Oh, Cisco che? Che Cisco? Io gli sputerei in un occhio a sto fenomeno e tu dici Cisco. No, ragazzi, si è sicuramente sbagliato. Non lo so io. Ci mancherebbe pure che qualcuno di noi ha a che fare con il losco. Figuriamoci. Beh, ci mancherebbe, amici, Ah, a proposito, Tato, se vedi Anna, dille che la stavo cercando. Sei un amico, Tato. Ci vediamo, in campana. Ciao, Tato. Pure Tato. Oh no! Ma io ti Anna, andiamo, dai, che stanno per chiudere. Cosa c'è che non va? Niente. Ma come niente, dai. Non ci pensare. Invece ci penso. Sono stata veramente cattiva con Michele. Non mi conoscevo così. Beh, adesso ti conosci meglio. E conosci bene anche Michele. Magari basta poco. Ormai è troppo tardi. Ma non è mai troppo tardi, dai. La sala giochi, piena di giochi, la sala giochi, che per noi non so cosa fosse una seconda casa. Bene, bravo Max. Gran lavoro, Signorina, mi dice il numero di catalogo del disco di Max? Subito, Presidente, eccolo. www.883.com. Grazie. Grande disco, bellissima voce. Allora Max, sei contento? Cosa volete che vi dica? È come... È bellissimo. Adesso speriamo che... Tranquillo, andrà tutto bene. Sì, andrà tutto bene. Mai detto io che avevo giurato che
dispiace, ho già dato e l'ho pagato, però sta di fatto che adesso sono seduto con te in un'auto a dirti all'orecchio che andrà tutto bene, non può succedere niente di male mai a due come noi. Andrà tutto bene, chi può dividere quello che siamo non può finire mai. Credere che tu ti sei tuffato per salvarmi. Ma certo, cioè, il mio amico era solo e lo picchiavano in 4. No, forse 6 energumeni e io l'ho salvato. Ora come ti hanno conciato, Tato? Ma ragazzi, io sono fatto così, quando vedo un amico in difficoltà, io mi butto. Bravo, Tato. Ciao, Tato! Quella ragazza ti sta salutando, presentacelo, chiaro. No, io non la conosco. Come non la conosci? Ti ha salutato? Sì, ma sarà stato un tic. Cazzo, che tic! Beviamo qualcosa, Vabbè, dai, beviamo qualcosa. Offro io. Ma figurati, a un eroe come te offro io, no? È proprio vero. E chi trova un amico, trova un tesoro. Chi le ha inventate le fotografie, chi mi ha convinto a portar qui le mie, che poi lo sappiamo, scattano le paranoie. Le facce nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente cischia all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono, loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgono subito e la buttano dentro a noi, la buttano dentro a noi. Ta-da! È finito! Le mie canzoni sul CD! Il titolo è Johnny Blue, poi ci sono tutti i vostri nomi nei ringraziamenti del disco, C'è anche Alex. Sì, c'è anche Alex. No, c'è Alex lì sulla porta. Alex? Oddio! Ammazza che accoglienza! Alex, ma non eri morto? Ma che, cioè, vi siete messi d'accordo oggi tutti quanti quelli che incontro la stessa storia? Sì, ma il giornale... Ah, beh. Ma voi ancora seguite quello che scrivono sui giornali? È una lunga storia. Se facciamo un altro film ve la racconto. Adesso però... Ma chi se ne frega della storia? L'importante è che tu sia qui, vivo tra di noi! Giusto! Io ho anche girato tutto il video sotto la pioggia. La ce l'hai fatta allora. E adesso ci fa sentire qualcosa? Sì, fare qualcosa! Dai, cosa? No ragazzi, sentire no, c'è un problema, qui non abbiamo un CD. C'è ragione il cinema. No problem, ho già io la soluzione. Le notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne, sai, non capiresti mai, seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai. Mi sento un po' bambino ma lo so con te non finirà, il sogno di sentirsi dentro un film, intere ad aspettarti, ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui se
sapessero che sono proprio io. Pensare che credevano che fossi quasi un dio, perché non mi fermavo mai, nessuna storia inutile, uccidersi d'amore, ma per chi? Notti intere ad aspettare te, dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui seduto in una stanza, pregando per un sì, dimmi come mai, ma chi sarai per fare questo a me, notti intere ad aspettare te, dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Credo che dopo questa canzone sia arrivato il momento giusto per darvi una grande notizia. Mi sposo. No, siamo fidanzati da quando avevamo 14 anni. Io conosco solo lui e lui conosce solo me. Ehi ragazzi, guardate che sorpresa! Angelo! Ma guarda che sorpresa! Angelo! Ho da dare una notizia sensazionale a Beatrice. E facci sentire. Beatrice, sono stato scelto come protagonista in una serie televisiva. Devo fare Tarzan. Ma l'ho sempre detto che sei un grande attore, ma dove lo giri? In America. In America? È stupendo, ma non sai che gioia per me! Ma posso offrirti qualcosa per festeggiare la tua partenza? Certamente. E le sorprese non sono ancora finite. Il bar non chiude più! Dovremo affrontare una concorrenza terribile. Nei locali della pelliceria nascerà un McDonald's. Un McDonald's? Qui? Dai, dai, via. Vabbè ragazzi, era un sacco di tempo che... Ma insomma a me sto bar mi sembrava una roba antica. E allora? Sono andato in America, a New York, ci è voluto del tempo e fatica, ma ce l'ho fatta. Il McDonald's si farà e lo aprirò io! Ma non erano questi i problemi di Alex? Già pensavamo droga, ecstasy, pasticche. Sì, invece era lì che si sparava con McBack e McChicken, Un McDonald's, Che diresti se ti mettessi a capo di tutto? A capo di tutto? Io? No, Cisco, la tua occasione! Ragazzi, ve lo immaginate Cisco tra hamburger, patatine? No, grande idea! Sarà il primo McDonald's che preparerà cheeseburger! Il film finisce qui e non poteva che finire su una battuta di Cisco. Noi vi abbiamo raccontato tutto. No, Max. Cosa c'è, Cisco? Non abbiamo detto tutto, guarda. No, ragazzi, ci abbiamo ripensato. Non ci sposiamo più. Siamo fidanzati dall'età di 14 anni. Io conosco solo lui e lui conosce solo me. Oh, ma sai che palle? Parla come un conto. L'America, la patria del grande cinema. Tu Tarzan, io Jane. Vengo con te in America. Ma guarda che sorpresa! Angelo! Ragazzi, guardate, ma quella è Kim! Avere un corpo come Kim non sarà difficile. Ma guarda che c'è poco da ridere, Intanto Kim a suo modo ce l'ha fatta. Brava Kim! Grinta, ostinazione e un po' de culo. E là, ciao Max. Oh, ciao. Me lo fai un autografo? Sì. Ma ascolta, ma il biondino quello che è? Dove hai finito?
anche se so che c'è chi dice perché devo vivere, bisogna sempre fingere. Non posso giurare che ogni giorno sarà bello, eccezionale, allegro, sensibile, fantastico. Ci saranno dei giorni grigi, ma passeranno, sai, spero che tu mi capirai. Nella buona sorte, nelle avversità, nelle gioie, nelle difficoltà, se tu ci sarai, io ci sarò, io ci sarò. So che nelle fiabe succede sempre che su un cavallo bianco arriva un principe e porta la bella al castello, si sposano e sarà amore per l'eternità. Solo che la vita non è proprio così, a volte è complicata come una lunga corsa a ostacoli dove non ti puoi ritirare, soltanto correre con chi ti ama accanto a te. Nella buona sorte, nelle avversità, nelle gioie, nelle difficoltà, se tu ci sarai, io ci sarò, io ci sarò. Voglio ringraziare i miei amici, senza i quali le mie canzoni non sarebbero state le stesse. E voglio ringraziare anche voi, soprattutto voi. Grazie mille. Giuro, ti prometto che io mi impegnerò, io farò di tutto, però se il mondo col suo delirio riuscirà ad entrare fandanchi